Hellas gioca con una maglia con anche delle striscioline blu che ricorda quella del 12 maggio 1985. So che anche l'intimo è giallo, striscioline, le canottiere, mutande. Ci salvò Zejtulaev con l'1-1 oltre il recupero. So che a Zejtulaev dopo il gol di Busto gli hanno fatto un busto. Esatto. Poi il Verona conquistò la promozione in Serie B dopo il famoso spareggio con la Salernitana, che sicuramente Stefano può raccontare da dentro lo Ho ancora spogliatoio. il biglietto attaccato nella mia cameretta. Io ho ancora il pass sia di Salerno che Io della ancora partita mezzo in casa. panino col prosciutto. Quello L'ha tenuto, l'ha tenuto. e la saluta quando rientra a casa. Bene, avanti così. Banda che è un prospetto molto molto forte che ha Quando è arrivato a Lecce l'hanno accolto con la banda. Perché tanto non credo che gli abbia preso la testa. No, infatti No, si sì, tiene qua. la tetta. E non è tetta morente. Tutto morendo. la sfera, sentivo anche il mio eco, non so cosa sia successo. C'è Tavellin? No, è Papa. Esatto. L'effetto era un po' da San Pietro. Stiamo cercando gli aiuti un po' da tutti. Tra Gli l'altro. sta fischiando tutte contro. Sì, sta tutte. fischiando Dai, tutte questo qua sarà contro. mica stato fallo. Però dai. sai, Se uno ti urta così sulle scale mobili della Digeo ci dici scusa, basta. Paradossalmente quella che potrebbe avere il calendario migliore era l'Empoli. Come ho avuto già modo di dire, il calendario migliore ce l'ha mio cognato che ha la carrozzeria. Nel mese di maggio, ragazzi, ha tanta roba. Abbiamo parlato degli attaccanti, ne abbiamo già dette tante. Gliene abbiamo dette un caretto in questo campionato. Ci sono stati momenti prima di Salerno. In hotel mi ricordo che io dormivo pochissimo. Ma non è facilissimo No, gestire quel tipo di tensione. No, quei C'è momenti. qualcuno che dall'agitazione la notte prima rende l'aria, diciamo, Pesante. tesa. No, tesa. Stiamo Cioè, parlando di momenti etici, tesa. no, di No, tensione, sono non è sicuro che nell'oggetto voi ma negli avete occhi di chi lo pensato guarda. che io dicevo se c'è qualcuno che gonfia i nissoi. No?